Il palo mozzato alla base, due fili che sporgono, ecco quello che resta del Velox posizionato all'altezza dello svincolo per Fontaniva lungo la strada regionale 53 Postumi in direzione di Vicenza. Ignoti hanno lavorato nella notte tra il 2 e il 3 febbraio e questo è il risultato. A segnalare il vandalismo la centrale della polizia locale che ha rilevato la mancanza del segnale inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri. Da mesi silente sembra essere tornato in azione Fleximan che proprio lungo la Postumi ha già colpito in più occasioni. Indagini sono in corso e la procura è stata avvisata. Un Velox spento e riacceso ad agosto, un atto che il sindaco di Fontaniva Alberto Trento definisce un gesto che non colpisce l'amministrazione comunale ma tutta la comunità, perché i Velox servono per garantire la sicurezza di tutti. La pensa diversamente chi in strada fa dai 400 ai 500 km al giorno e la Postumia la conosce bene. È una gran bella cosa perché oltre a essere stato quello là che hanno tagliato su una curva che è pericoloso perché era pericoloso su una curva che ti frenano davanti all'ultimo minuto, succede che è già successo che si sono anche tamponati. Non fa prevenzione, fa solo che pericolo e dunque sono d'accordo che li taglia tutti quanti, basso come gli alberi, Cos'è che diceva? basso come gli alberi da farli. Penso che in questa strada ci siano troppi autovelox e che sinceramente anche non sia una misura proprio di sicurezza. E in effetti in una manciata di chilometri sono 4 i Velox lungo la Postumia, 2 nel territorio di Fontaniva, uno a Carmignano di Brenta, uno a Cittadella. Noi siamo limitati e quant'altro, però a livello automobilistico si frena nel momento che si vede e dopo la velocità torna come prima, dunque non è prevenzione quello là, è solo che casse per la regione e casse per i comuni. Non serve a niente perché è un tratto di strada che sono segnalati, sai che ci sono ma vai piano in quel tratto là ma dopo la corsa riprende. Qualche puntualizzazione arriva anche sulle multe. Si prendono perché purtroppo i 70, i 72, i 73, i 75 si fanno, sono tarati come sono tarati questi autovelox, i 2-3 all'ora di margine c'è sempre, i 70-80 euro solo per far cassa si deve sempre pagare. Secondo me il vandalismo a prescindere non va bene e questo siamo tutti d'accordo, però penso rispecchi un po' quello che tante persone pensano.